In occasione della prossima seduta del Consiglio Comunale di Agrigento sarà discusso il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, che consentirà ai cittadini di beneficiare della rottamazione delle cartelle esattoriali di diretta gestione comunale relative ai tributi locali. Il regolamento è stato predisposto dalla Giunta. Ascoltiamo in proposito il sindaco Calogero Firetto e l'assessore al bilancio Giovanni Amico. Noi il 26 gennaio andremo in Consiglio Comunale per fare approvare il regolamento con il quale daremo la possibilità a tutti i cittadini che non hanno pagato nei termini previsti dalla naturale scadenza dei tributi la possibilità di pagare tutte le cartelle che sono state ingiunte nel frattempo, perché sono arrivate, sono trascorsi dei mesi. La possibilità della rottamazione darà ai cittadini un beneficio in termini di minori costi, perché verranno sgravati tutte le sanzioni legate al tributo, e un beneficio finanziario perché potrà essere rateizzato in un massimo di 4 rate nei 2 anni 2017-2018. Questo riteniamo sia un buon modo per agevolare il pagamento a chi magari per questioni legate alle proprie disponibilità finanziarie non è riuscito a pagare in tempo i tributi. Anche per la Tari, coerentemente con il principio che ci ha spinto ad avviare la rottamazione delle cartelle, abbiamo pensato di facilitare il contribuente dando un maggior frazionamento del tributo, e quindi sostanzialmente la Tari nel 2017 potrà essere pagata in 5 rate anziché in 4, e questo abbasserà ovviamente il livello della rata, e anticiperemo, questo al fine di dar conto ad una misura correttiva che la Corte dei Conti ci ha segnalato, anticiperemo queste 5 scadenze rispetto ai flussi degli altri anni, evidenziando un beneficio finanziario per le casse del Comune. La rottamazione è un provvedimento nazionale che noi abbiamo voluto cogliere per andare incontro ai cittadini che vogliono mettersi in linea con i relativi pagamenti dei tributi ed evitare poi delle sanzioni accessorie che, lievitando, diventano assolutamente insopportabili. E quindi è un provvedimento che va al vaglio del Consiglio Comunale prossimo, sarà discusso nelle sue sfaccettature, dopodiché lo manderemo in onda sin da questo anno 2017, e quindi credo che sia da questo punto di vista una buona notizia.